lotta Secmo con Sofocle e Graal in ultima posizione. Mezzo miglio alla conclusione di questa lotteria, sempre al comando Toss Out. In seconda posizione all'interno è Crowning Classic, mentre in pariglia con il vincitore della passata edizione Money Maker. In quarta posizione all'esterno è Gumball, dunque i cavalli più attesi nelle prime posizioni quando si giunge a metà dell'ultima piegata con Vimpal che si volta per controllare l'avanzata di Money Maker. Toss Out sempre in vantaggio, cerca un varco Crowning Classic, è una corsa ancora tutta da decidere, entusiasmante con Toss Out che cerca la difesa. All'esterno Money Maker, Toss Out ancora pochi metri all'interno, vediamo sprintare Crowning Classic, Westgate Crown all'esterno, Enrico Bellei, un'altra magia di Enrico Bellei, vince Westgate Crown, un finale a sensazione del top driver italiano e ancora una volta un saggio di classe da parte di Enrico Bellei.